Volontari per un giorno, protagonisti gli studenti delle classi prima e seconda sezione B dell'Istituto Tecnico Economico Leonardo Sciascia di Agrigento, diretto dalla professoressa Milena Siracusa, che hanno visitato la sede dei volontari di strada. Ai ragazzi accompagnati dai docenti Giacomo Daina, Rosanna Di Bartolo, Lidia Callari e Giuseppe Burgio, la presidente Anna Marino ha presentato la storia ventennale dell'Associazione Volontari di Strada, illustrando le tante attività svolte all'insegna della solidarietà e dell'assistenza alle oltre 300 famiglie agrigentine in difficoltà. La visita degli studenti è coincisa con un doppio appuntamento, la distribuzione della spesa agli assistiti e la raccolta di farmaci nell'ambito della giornata nazionale promossa dal Banco Farmaceutico. In entrambi i momenti i ragazzi in maniera spontanea hanno dato un fattivo contributo assistendo alle varie operazioni. Ringraziamo la dirigente scolastica, i docenti e soprattutto i ragazzi, ha sottolineato la responsabile dell'associazione Anna Marino, per la gradita visita della nostra sede. È stato bello vedere i ragazzi impegnarsi nella distribuzione dei sacchetti della spesa ai nostri assistiti, ma anche i docenti alle prese con la sistemazione degli abiti, un modo per i ragazzi per toccare con mano la triste realtà della povertà, dell'emarginazione sociale, sempre più radicata nella nostra città. Una lezione di educazione civica sul campo che testimonia come le giovani generazioni, se bene indirizzate e coinvolte, sanno dare il meglio di sé. La speranza è che l'esperienza continui con altre scuole, conclude Anna Marino. A nome della scuola dei ragazzi, il docente Giacomo Daina, con alle spalle una proficua esperienza di assessore comunale alla solidarietà sociale al Comune di Agrigento, ho voluto ringraziare l'Associazione dei Volontari di Strada, la Presidente Anna Marino, per la bellissima lezione di vita data ai nostri ragazzi.